Un cordiale saluto a voi tutti amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. Per quanto riguarda il tempo del fine settimana iniziamo con una mappa al suolo prevista per domenica che ci fa vedere due cose interessanti. Anzitutto la disposizione di due alte pressioni segnatamente sui settori centro-orientali dell'Europa e una in pieno oceano nel bel mezzo, un fronte freddo con i colori in blu, quella linea con i colori in blu che attraversa Spagna e Francia. Con quello bisognerà fare i conti probabilmente a inizio della nuova settimana, ma concentriamo la nostra attenzione nel weekend dicendo che vivremo un sabato di bel tempo, tanto sole sul nostro territorio, appena qualche nuvoletta il pomeriggio sui monti, ma come dicevo sul resto del territorio avremo una bella giornata, ottima occasione per trascorrere delle ore all'aria aperta, temperature decisamente calde che potranno raggiungere i 25-26 gradi sulle zone pianeggianti. E alla volta di domenica non ci saranno cambiamenti degni di nota, al più delle velature in transito nel corso del pomeriggio, ma vivremo ancora una giornata di tempo stabile con temperature sempre calde attorno ai 26 gradi sulle zone pianeggianti e, come anticipavo, probabilmente avremo un peggioramento del tempo nel corso di lunedì. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon e soleggiato fine settimana e, se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.